Saranno 300 i leghisti veneziani presenti a Pontida, convinti che durante la tradizionale cerimonia del giuramento padano possono esserci sorprese, ad esempio contestazioni da parte dei sostenitori di Umberto Bossi, il via libera alla scissione, cartelli e striscioni che chiedano per il Veneto un congresso da convocare al più presto. Dura la risposta del segretario nazionale Flavio Tosi. Chi vuole bene al movimento non alimenta tensioni e divisioni, e chi invece fa questo evidentemente ha in mente altro. L'attesa per il raduno di Pontida, invece, tra chi aspetta chiarimenti, è altissima. Probabilmente domani qualcuno magari farà anche delle contestazioni, noi no, perché abbiamo deciso di aspettare di vedere se ci saranno delle ulteriori prese di posizione da parte del segretario attuale, che spero proprio di no, visto come sono andate le cose. Tra le novità possibili anche quella di un nuovo simbolo e di una scissione interna. Potrebbe esserci veramente una cosa importante, perché ho visto che hanno portato da notaio un nuovo simbolo, un nuovo movimento, e non lo so, vedremo, perché poi non è mica facile partire con un movimento nuovo. Tosi ricorda invece quale sia la finalità del raduno di Pontida, tutto rivolto a lanciare la macro regione del nord. Oggi c'è un percorso per ottenere realmente dei risultati in termini di federalismo, di buona gestione delle risorse, di riorganizzazione del paese. Pontida serve a questo. I leghisti veneziani però sperano ancora in un ritiro del commissariamento della loro provincia. Spero che ci sia un ripensamento da parte del segretario nazionale e che tolga ovviamente questa cosa che non ha ragione di esistere, che è il commissariamento della provincia di Venezia. Io mi auguro faccia questo. Questo potrebbe essere la mano tesa per far ricompattare il movimento. Quanto alla pace tra Luca Zai e Flavio Tosi, sembra più un'operazione d'immagine. Questo credo sia una bufala, però è chiaro che se dovesse ritornare sui suoi passi Flavio Tosi e quindi togliere il commissariamento della provincia di Venezia, si potrebbe anche fare un discorso più ampio, anche, come dice lei, di riconciliazione. Io sono col mio presidente di regione, prima con lui e poi con gli altri. Certo che se ci si trovasse un accordo di poter convivere in maniera come è sempre stato negli anni passati, io sarei anche più contento.